Siamo qui oggi in Campo San Maurizio per portare al prefetto le nostre istanze, le nostre richieste. Abbiamo chiesto che venga affrontato la questione dell'aumento dei prezzi delle materie prime, l'aumento del costo dei carburanti, dell'energia e abbiamo chiesto che vengano dati degli incentivi per la semina del mais e dei cereali e abbiamo chiesto che vengano tolte le accise sia dei carburanti e vengono ridotti i costi dell'energia per far fronte a tutti quelli che sono i problemi e gli aumenti di costi di produzione delle nostre aziende. All'interno del documento che abbiamo presentato e il capo di gabinetto si è impegnato di affrontare le questioni con il prefetto e di scrivere in giornata una nota inviata sia alla Presidenza del Consiglio che al Ministero dell'Agricoltura, al Mise e al Ministero della Transizione Ecologica, per cui speriamo sia impegnata anche personalmente, dicendolo esplicitamente, che sia in sede formale che informale avrebbe portato a conoscenza sia a Roma che a livello qui provinciale quelle che erano le nostre richieste. Devo dire che è stata molto disponibile e anzi anche già ha capito quelle che erano le nostre richieste, che non erano richieste eccessive ma anzi erano delle richieste puntuali e calate sulle nostre effettive esigenze, per cui abbiamo l'impegno da parte della prefettura e del prefetto a far sì che il nostro documento arrivi nelle mani giuste e speriamo di vedere dei risultati.